Rieccoci con il professor Andrea Crisanti. Professore, secondo lei dovremmo attendere ancora molto per il vaccino anti-Covid? Guardi, non si può rispondere a questa domanda senza contestualizzare quali sono i processi per lo sviluppo di un vaccino. Allora bisogna tenere presente che un vaccino viene somministrato a persone che stanno bene, quindi significa che se stanno bene prima devono stare bene dopo la vaccinazione, è una cosa, e quindi la soglia per l'accettazione di effetti collaterali è molto molto bassa. Se una persona soffre, che ne so, di ipertensione, magari è disposto a prendersi dei farmaci che lo fanno stare magari un po' di mal di testa, un po' debole la mattina, però alla fine lo accetta perché gli abbassa la pressione e aumenta la prospettiva di vita, va bene? Il vaccino non è accettato questa cosa, appunto per allora, però il problema è che noi siamo tutti diversi l'uno dall'altro e quindi un vaccino teoricamente non deve fare effetti collaterali indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'etnia, perché giapponesi, cinesi, africani sono diversi, hanno diversa suscettibilità alle malattie, rispondono in maniera diversa alle infezioni, ai trattamenti e così via. Dopodiché non deve avere effetti collaterali indipendentemente dalle condizioni patologiche sottostanti, cioè fare un vaccino non deve creare effetti collaterali se uno ha una malattia tumorale, se uno è cardiopatico, se uno ha una malattia autoimmune, allergica e così via. Quindi cosa significa? Che nella fase di valutazione della sicurezza bisogna valutare tantissime persone. In genere sono circa 150.000 persone. Poi tenga presente che le persone che aderiscono a questi programmi sono 1 su 3. Quindi nella fase di progettazione bisogna individuare 500.000 persone. Quindi già solo la fase di progettazione è estremamente complessa. Dopodiché bisogna somministrare il vaccino. Se c'è un effetto collaterale bisogna fermarsi, come infatti è successo, e che cosa bisogna fare? Bisogna ampliare significativamente, cioè di numero, il gruppo di persone in cui sta quella persona che ha avuto l'effetto collaterale. Fa conto, se l'effetto collaterale si è manifestato in una donna di 30 anni sana, bisogna aumentare quel gruppo, perché sa, quando lei poi fa il vaccino a 150.000 persone, la probabilità che qualcosa accada indipendente dal vaccino comincia a essere elevata, perché magari uno aveva una predisposizione all'infarto, gli hanno fatto il vaccino, dopo 15 giorni gli avvengono un infarto. Allora è chiaro, bisogna a quel punto capire se era una relazione di causa-effetto o soltanto una coincidenza temporale, e si può fare solo espandendo quel gruppo di persone, capito? Quindi ogni intoppo di fatto genera un aumento della casistica, va bene? Poi a questo punto bisogna dimostrare che le persone vaccinate rispondono con anticorpi o con cellule in grado di bloccare il virus. Dopodiché bisogna dimostrare che la risposta immunitaria, in modo particolare gli anticorpi, sono attivi e bloccano il virus in laboratorio, in condizioni sperimentali su cellule o su modelli animali, se questi esistono. Dopodiché a questo punto abbiamo il via libera per testare il vaccino su una popolazione campione. Quindi bisogna dimostrare a quel punto che le persone vaccinate hanno una probabilità inferiore di ammalarsi delle persone vaccinate. Solo a quel punto abbiamo un vaccino. Quindi mi pare di capire che è un viaggio lunghissimo. In genere ci vogliono perlomeno 5-6 anni. Ci sono eccezioni in cui è stato sviluppato un vaccino, per esempio l'Ebola è stato sviluppato mi pare in 3 anni e mezzo. È chiaro che stiamo assistendo adesso a uno sforzo senza precedenti in termini di investimenti e risorse umane, quindi io mi auguro che questi tempi in qualche modo siano accorciati, ma non è che stanno dietro l'angolo, ecco. Certo. Mentre il vaccino anti-influenzale è fortemente consigliato. Ecco, a proposito del vaccino anti-influenzale,
è un esempio interessante delle problematiche che ci possono essere anche nella distribuzione stessa del vaccino. Cioè il vaccino influenzale è un vaccino sperimentato, consolidato, con numerosi centri di produzione e guardi lei che cosa sta succedendo adesso, non si riesce ad approvvigionare in maniera adeguata tutti coloro che lo vogliono fare, tanto per fare un esempio. Quindi, cioè, ritornando poi al vaccino influenzale, penso sia importante fare la vaccinazione influenzale perché l'influenza si manifesta all'inizio con una sintomologia molto simile a quella di Covid-19, quindi se io sono vaccinato con l'influenza e ho dei sintomi... Esatto, se lei è vaccinato con l'influenza, ha dei sintomi, chiaramente il sospetto va subito direttamente alla infezione da SARS-CoV-2. Viceversa, se lei non è vaccinato e si è preso l'influenza, di fatto mette in moto una risposta che è stata concepita per prevenire la diffusione di SARS-CoV-2 e quindi devia risorse dall'obiettivo principale. Certo. Questo è il... Sente professore, un infettato può mantenere poi una immunità duratura? Guardi, quello che possiamo dire è che una persona, cerchiamo di esprimersi bene, quello che possiamo dire è che non esistono prove sufficienti che una persona guarita abbia un'immunità duratura. Non ci sono prove? Non ci sono prove sufficienti. Perché questo? Perché stiamo via via osservando che ci sono persone che si rinfettano. Certo. Senta professore, c'è un refrain di una vecchia canzone che dice vicini vicini divisi in un attimo. È una situazione che si può associare a quello che è accaduto tra lei e il presidente della regione Zaia? Ma senta, guardi, non mi faccia ritornare su questo argomento, ormai penso che non interessa più a nessuno. Guardi, il rapporto tra la scienza e la politica è molto complesso perché la politica vende sogni, la scienza analizza realtà e di fatto poi l'interazione diminuisce le opzioni al politico, fondamentalmente. Se in qualche modo il politico si affida a valutazioni tecniche e scientifiche, di fatto immediatamente gli si restringono tutte le possibili opzioni e quindi gli si restringono anche tutte le possibilità di mediare. Quindi è di per sé un rapporto estremamente difficile. Adesso io non è che mi voglio paragonare a Fauci e non credo che Zaia si voglia paragonare a Trump, però è sicuramente un rapporto estremamente complesso e conflittuale anche quello. Sì, professore, in quel momento appunto di, chiamiamola conflittualità, era emersa anche la voce insomma, che lei poteva darsi alla politica, o le piace troppo il mestiere che sta facendo? Senta, guardi, io non sono veramente, guardi, io sono una persona che sono sempre stato interessato a problematiche di carattere sociale, mi è sempre interessato questo aspetto qui. Quindi, però questo non vuol dire che io abbia militato attivamente in nessun partito, questo non vuol dire nulla. Se mi è stato chiesto, io ho detto di no, punto. Cioè, finisce lì. Ma è un no per sempre o potrebbe essere un Senta, no? ma chi è che può dire un no per sempre? Magari vado in pensione, mi annoio, magari vengo sedotto, che ne so, come si può dire? Senta professore, lei, leggevo qualche intervista che ha rilasciato nel momento topico, si definisce un pazzo arrivato dall'Inghilterra. Ma guardi, più pazzo direi un eretico forse. Un eretico? Ma sì, guarda, ma guardi, l'eresia deriva semplicemente dal fatto di dire le cose che uno pensa. In genere, e questo chiaramente è dovuto anche probabilmente al privilegio che ho avuto, cioè di aver fatto una carriera in Inghilterra, di essere venuto qui e di non avere nessun legame con nessuno e nessun debito di riconoscenza con nessuno. Quindi di fatto io, se parlo, non è che devo
ho l'obiettivo, o magari offendo chi mi ha aiutato, offendo un gruppo in cui mi sento affine e così via, oppure, cioè, di queste cose obiettivamente non me ne importa nulla, ecco. Senta, nella sanità possiamo dire che esiste uno stile anglosassone rispetto allo stile italiano, uno stile che guarda più alla sostanza che alla forma? No, ma guardi, ma questo esiste in tutta la vita, cioè questa è proprio una differenza sostanziale, direi, tra tra il modo di vivere in inglese e il modo di vivere in Italia. Non a caso poi loro hanno anche un sistema legislativo completamente diverso, basato sulla common law, che di fatto è una legge sono delle pratiche che si ispirano al buon senso più che alla procedura. Ecco, quello che è importante è il risultato, ma non come tu l'hai ottenuto, insomma, ecco, un parole povere fondamentalmente. Ecco. Usciamo dall'ambito sanitario, professor Crisanti, mi risulta che lei è anche un esperto d'arte, arte settecentesca, lei riesce a vedere dei particolari nei quadri che altri non vedano e poteva diventare un secondo lavoro? Ma guardi, a un certo punto non era diventato, poi ho smesso, guardi, perché era troppo impegnativo. Non è, ma guardi, poi me lo sono ritrovato per caso, perché improvvisamente aiutando alcuni amici mi sono reso conto che vedendo un'immagine mi si scompongono involontariamente tutta una serie di particolari che poi magari sono in grado di riconoscere da altre parti. No? Questi sono molto utili per identificare un autore, un periodo, contestualizzare, ma dipende anche la scelta dei colori, che ne so, Ma come c'è viene una fatta. continuità probabilmente con la microbiologia, no? Ma L'identificazione non lo so, forse guardi, questa cosa l'ho trovata inconsapevolmente, guardi, non pensavo di avere questa dote. E diciamo poi a un certo punto, ma anni fa ormai, guardi, a un certo punto collaborando con vari amici e anche varie istituzioni, insomma, mi ero dilettato a fare consulenze artistiche, poi ho smesso. Perché guardi, era troppo complesso, perché poi se uno lo vuole fare a un certo livello bisogna sapere tutto, bisogna avere accesso ad archivi, bisogna avere conoscenze particolari. Uno può fare amatorialmente, è un conto, poi a un certo punto, quando passa dalla fase amatoriale a quella magari un po' più professionale, diventa molto affascinante, perché è molto simile alla ricerca, no? Perché magari uno vede un quadro, pensa che è fatto di un autore, allora cerca di contestualizzarlo, deve cercare di capire tutte le opere che quello lì ha fatto, deve vedere tutti i lasciti se sono nominate da qualche parte, insomma, guardi, diventa una cosa molto, molto interessante, però ad un livello completamente diverso, ecco, quindi a quel punto non avevo probabilmente né il tempo né veramente l'interesse per fare quel salto, insomma, poi a un certo punto uno deve essere realistico, no? certo. Senta professore, lei mi pare che sia anche a social, cioè niente Facebook, Nulla. niente Instagram, e forse in un momento come questo è anche un bene. Ma sì, guarda, sa che è un bene, perché poi alla fine uno che fa? Vede i commenti e poi pensa, devo magari comportarmi diversamente perché questi hanno detto questo e questo, ma sa che le dico, ma che mi importa? Io voglio rimanere me stesso, non quello che gli altri si aspettano. Senta professore, la gente la ferma per strada, le chiede consigli? Ma sì, guardi, mi fermano proprio bene, ricevo decine e decine di mail al giorno, qualcuna anche diciamo di rimprovero, perché non lo so, sono stato accusato di essere un terrorista, ma io devo dire, secondo me sono terroristi quelli che hanno sottovalutato la situazione, non quelli che hanno messo in guardia su quelle che potevano essere le conseguenze. Ce ne sono molti terroristi? Non lo so, però guardi, io posso dire una cosa, io sono tornato qui in Italia perché mi sento profondamente e culturalmente legato all'Italia, ed è un paese che amo fondamentalmente. Quindi se immagini, se io posso volere il male di quella che è una delle mie ragioni di vita. Senta professore, la sua vicina di casa le prepara ancora da mangiare, eh? Abbiamo letto che nel periodo Sì, della il periodo del grande... lockdown è stato chiaramente molto, cioè non c'avevo tempo, lei è stata veramente molto, molto gentile, veramente una persona squisita. E poi chiaramente adesso non c'era più senso, no? Però insomma sicuramente abbiamo passato dei momenti molto duri e sicuramente era un gesto di solidarietà che veramente mi ha molto commosso. Ecco, di questi mesi, professor Crisanti, c'è un momento, una situazione, un incontro che le sono rimasti
ben scolpiti nella mente e che associerà per sempre a questa emergenza che ci auguriamo tutti prima o poi finisca? Guardi, guardi, forse ecco direi nella fase iniziale non posso certo dimenticare quando sono arrivati i primi dati delle persone infette a Bo, che era il 3%. Devo dire la verità, io ho pensato, ma questo è un disastro. E, e nessuno se ne accorgeva, devo dire la verità, ecco, questo è stato veramente non sapevo come fare. Ecco, questo diciamo, è stato un grande momento di frustrazione. E poi chiaramente poi ci sono stati momenti di commozione grandissima come la sfilata dei camion di Bergamo, come fare a dimenticarli, no? Difficile da dimenticare, Sì. con il timore di rivedere anche situazioni di questo tipo di nuovo. Sì. Beh, magari di nuovo no, però insomma penso che sembrava che tutto crollasse, no? Ecco, Professore, ci avviamo al termine. So che in questi giorni sta lavorando a un articolo per una rivista scientifica, sì. la trasmissione delle malattie attraverso le zanzare, quindi non si offende quando lo chiamano zanzarologo? Ma guardi, cioè, non mi fa nessun effetto, guardi. Poi è come se, come ho detto l'altra volta, è come uno che studiasse immunologia sul topico chiamasse topologo, che vuol dire? Cioè, io sono il mio campo di studio è genetica delle popolazioni fondamentalmente e come vengono manipolate geneticamente, si figuri come una cosa. La zanzara è un modello di studio, un modo particolare perché è anche importante dal punto di vista come vettore di malattie. Cioè, la zanzara causa epidemie gravissime di malaria, di febbre gialla, di dengue, di encefaliti. E guardi, posso dire una cosa, l'approccio mio a questa epidemia ha anche a che fare con tutto quello che ho imparato in passato. Professore, siamo in conclusione, posso chiederle di chiudere con un appello rivolto ai veneti, agli italiani e anche alla politica? Sa, tutti quanti è difficile perché non necessariamente hanno interessi diversi, hanno interessi allineati, quindi sa, è difficile, però ecco, nel caso di un'epidemia io penso che il valore più importante che ci dovrebbe unire è la difesa della salute, la difesa della salute individuale, la difesa della salute della propria famiglia e la difesa della salute della società, perché solo così ci avremo prosperità e una qualità di vita decente. Grazie professor Crisanti, grazie per essere stato qui con noi e Volti e Storie torna la prossima settimana. Arrivederci.